Sangue. È un lavoro questo. È un lavoro questo. Che lavoro si fa? Deve finire il lavoro! Che lavoro si fa? Questo lavoro! Facciamo che lavoro, Che lavoro è? Ecco sì. Allora, vuoi sacco? No ragazzi, no, scusate, non è che si va a manifestare. Tu lo sai che non funziona. Però Alberto, potrei sentire. Direi chi è? Siamo con Italia Cina. No, per favore, Dovete ascoltare, non ripetere, giusto? Se questa è una cosa... Va bene, d'accordo. Scusi, guarda anche con lei, scusi, è la correttezza, io le cose ve le dico, questo però, quindi, no, questo per dire quanto poi la Noi ci siamo presentati, però lei chi è? Siamo Sgara, sono a capo vigilante della polizia. Così lo sappiamo. Perché? Però io mi chiedo di noi lei sa chi sono io. perché io però mi chiedo di noi prendere, giusto? D'accordo, io so perché non sto riprendendo. Due cose. Io ho avuto delle segnalazioni che sono di secondo le volanti che stavano passando qui per un normale controllo del territorio sono stati oggetto di lanci di porti, di porti che abbiamo trovato lì dentro. Il primo gruppo di poliziotti, i primi 2 o 3, si sono immediatamente avventati verso un gruppo di ragazzi che stavano di fronte all'ingresso, erano 8-10 ragazzi seduti in terra sui sacchi a pelo, mi sembra che alcuni avessero le mani alzate. Il primo poliziotto ha sputato verso di loro, ho sentito che gli ha urlato qualcosa e poi sono cominciate manganellate e calci verso questi. Senza perquisizioni. Senza perquisizioni. Siamo entrati, abbiamo fatto una perquisizione, abbiamo fermato i ragazzi che adesso faremo qualche, non abbiamo il numero esatto, qualche decina, adesso procederemo all'identificazione. Qualche decina? Sì, adesso il numero esatto non ce l'abbiamo. Secondi, adesso quali poliziotti qualche decina, la media. quindi adesso Ho visto un poliziotto venire verso la zona dove ero io. Io avevo accanto una ragazza molto giovane e un ragazzo che credo fossero stranieri. E questo poliziotto ha dato un calcio in faccia alla ragazza e una manganellata al ragazzo. Io sono rimasto così scioccato, però mi sono avvicinato alla ragazza per vedere, chiederle se stava bene, cosa era successo. E mentre facevo questo, altri 2 poliziotti sono venuti in direzione mia e io mi sono messo con le braccia davanti alla testa, ho tirato sulle le gambe per proteggermi e questi hanno cominciato a colpirmi con i manganelli con tutta la violenza che avevano in corpo. Ho cominciato a sanguinarmi il braccio completamente gonfio, mi sanguinava anche qui sotto il ginocchio. E poco dopo è arrivato un altro poliziotto, uno che ricordo abbastanza bene, anche se non in faccia perché avevano i caschi. Aveva una camicia bianca sotto il giubbotto con su scritto polizia, e era forse quello più violento perché appunto è tornato e mi ha colpito sulla schiena. Io di nuovo mi sono parato la testa, la mia preoccupazione unica era pararmi la testa, non ho opposto resistenza, non ho cercato di scansare i colpi. Questo poliziotto l'ho visto che dopo aver dato le botte a me si è indirizzato verso altre persone che erano già ferite, già sanguinanti vicino a me, e continuava a colpire. Sicuramente abbiamo trovato tutte le divise dei neri, le divise intere, cioè le camicie, le maglie, i pantaloni, come si chiamano, i passamontagna, eccetera. Sì, sono qui dentro, sequestrati. Barbe finte, Dottor Sgara, ci sono stati scontri particolarmente violenti con i manifestanti
Le agenzie parlano di già almeno 40 feriti. Ma molti no, un numero sicuramente esagerato, oltretutto molti erano feriti nel pomeriggio e non erano andati presso gli ospedali a farsi medicare in quanto c'era il sangue rappreso e quindi era evidente che le ferite rimontavano a tempi remoti. No, assolutamente, quelle erano ferite che ho visto in diretta, ho visto il sangue colare, no? Non potevano essere quelle ferite pregresse. Il mio sangue era sangue fresco. E io accanto a me avevo un ragazzo che perdeva sangue dalla testa, dall'altro lato una ragazza anche questa sanguinante, in fondo all'angolo mi ricordo 2 ragazzine italiane che piangevano e non ho capito bene che ferite avessero. Poco lontano da me c'era un altro ragazzo steso in terra e sentivo gli altri che dicevano che stava avendo una crisi epilettica, infatti lo tenevano fermo, lo cercavano in qualche modo di soccorrerlo. C'era un altro ragazzo ancora con la testa spaccata, tutto sanguinante, e sentivo che dicevano che era svenuto. E quindi si era creata questa situazione un po' di terrore, di abbandono anche, perché le cose che dicevano tutti questi ragazzi feriti erano ambulanze. Hanno fatto veramente una cifra. Sono entrati senza mandato di perquisizione. Hanno sfasciato tutto e hanno massacrato più di 20 persone. Poi c'è sangue e io ho visto queste persone per tagliare la barella. Francamente non lo so. So che ero insieme a un parlamentare e a un consigliere regionale, sentivamo delle urla, al piano superiore c'è questo piano e da sotto abbiamo cercato di entrare, abbiamo preso le botte sulle scale e non ci hanno permesso di entrare. Noi abbiamo il diritto di essere dentro, e questo è una Noi siamo gli avvocati chiamati. La legge dice che abbiamo diritto di assistere alle perquisizioni. Abbiamo diritto di assistere alle perquisizioni ed è l'1:40. Se chi è dentro ferito si è ferito negli scontri. Noi abbiamo ben visto che il sangue è molto fresco. Questa cosa vuol dire che qualcuno sta picchiando delle persone all'interno. È per questo che non vengono fatti entrare gli avvocati, perché non vedono le violenze che vengono commesse. Dove cazzo siamo finiti qua dentro? Ma questo è un paese. Ma non lo so. Veramente, i parlamentari che si avvicinano gli chiedono una cosa, ma che ti si incula a te? Che il capo della polizia gli dice, vabbè io vado avanti, faccio quello che mi pare, il questore non risponde, non c'è un dirigente di piazza, gli avvocati parlano, gli fanno vedere il tesserino, nessuno li guarda. Ma dove cazzo siamo qua? Un corteo fermo, caricato su 4 parti, ma quando mai si è visto? Quando mai si è visto? Con le moto vedete, cazzo, in spiaggia, con i sommotatori della laguna. Oh!